7 giorni fa sono stati giudici severi nella lotta per la conquista del titolo. Oggi si affrontano per dare fondo e speranze agli obiettivi per questo finale di stagione tutto da vivere. Amici di Sportisiri, buon pomeriggio dallo stadio Licauli di Piana degli Albanesi. Sono Francesco Cammuca. La partita è quella tra il San Giorgio Piana e il Marsala, turno numero 21 del campionato di eccellenza Sicilia Girone A. E come detto, in sede di apertura, in sede di presentazione si affrontano due squadre che nello scorso turno, lo scorso weekend, hanno affrontato le prime due della classe con esiti diversi, anche con andamenti diversi delle partite, con veleni, con polemiche, con episodi, con rimonte subite e con rimonte messe in atto. Quella messa in atto dal San Giorgio Piana, che due volte ha riacciuffato sul terreno di gioco del Presti il Gela, andando a conquistare un punto molto pesante e molto importante per dare fondo alle speranze playoff che si sono un po' ammorbidite invece per il Marsala, complice anche la sconfitta di 7 giorni fa in casa allo stadio Lombardo Angotta contro l'Athletic Club Palermo. A 10 minuti dalla fine la squadra di mister Bruculeri era avanti per 1-0, anche con un certo merito grazie al gol di Lettieri. Poi la rimonta firmata Spinola Prezzabile col più classico dei gol dell'ex e anche con la macchia di un episodio, di un gol fantasma non ravvisato dal direttore di gara. Oggi però è un'altra storia, si gioca tra l'altro su un terreno di gioco che, come potete anche intuire dalle macchie, è stato pesantemente condizionato dalle forti piogge. Intanto siamo partiti, quindi godetevi San Giorgio Piana Marsala con questo primo pallone giocato dalla squadra di Bruculeri, intercettato per in fallo laterale dopo l'intervento di Duli. Si affrontano la quarta e la sesta forza del campionato. San Giorgio Piana che ha un po' rialzato la testa, ha inserito una serie di buoni risultati, per ultimo in ordine di tempo proprio quello contro il Gela di 7 giorni fa. Marsala che ha invece un po' frenato con la sconfitta contro l'Athletic, che comunque mantiene vive le speranze. C'è ancora tanto da giocare, dopo questa ci saranno altre 9 giornate prima della fine della regular season. Non mancheranno gli scontri diretti, non mancheranno le partite importanti per cercare di recuperare punti per la squadra bianca e blu. Intanto procediamo con la lettura delle formazioni, partendo dagli ospiti, partendo proprio dal Marsala, che schiera Furnari in porta col numero 1, poi Mazzeo col numero 3, Petrucci col numero 5, Agolli col numero 7, Cinquemani col numero 18, Angileri col numero 14, Ribaudo col numero 16, Pedalino col numero 8, Martorana col numero 17 e poi la nuova coppia d'attacco, quella composta da Mangiaracina col numero 11 e dal nuovo arrivato Marcos Lettieri. Maglia numero 10 per il giocatore passato anche dalle parti di Mazzara. Risponde il San Giorgio Piana con la Minsi 6 in porta, linea difensiva che vede la presenza di Tricoli col numero 3, Gaio col numero 5, Duli col numero 6. Gli esterni sono Pane Bianco a sinistra col numero 7, a destra c'è Graci con il numero 2, in mezzo al campo Pace col numero 10, con lui Corso che indossa la maglia numero 8 e Visconti con la maglia numero 4, tandem d'attacco, il solito, quello composto dal Cianci Torres, maglia numero 9, e Maltese col numero 11, eccolo proprio l'ex giocatore della Don Carlo Misilmeri che prova a far partire sulla corsa Pace. C'è la chiusura in fallo laterale da parte di Silvio Petrucci, il capitano di questo Marsala, mentre scalda i motori anche la curva West. Arriva un pallido sole, mattinata complicata in quel di Piana degli Albanesi dal punto di vista meteorologico, dal punto di vista delle precipitazioni. Alla fine, per fortuna, è già da un'oretta abbondante che non piove qui in terra Arberesce, e allora c'è stata la possibilità di spazzare il campo. Come potete ben intuire dai vostri orologi, la partita è iniziata con circa 20 minuti di ritardo. Intanto c'è un fischio, un calcio di punizione, fallo di Fabio Gaio ai danni di Lettieri. Dicevo, c'è stato il tempo, c'è stata la possibilità
di spazzare l'acqua in eccesso dal terreno di gioco dello stadio Licauli. E dunque si è resa possibile la disputa della partita, una situazione molto simile a quella che è accaduta qualche mese fa, era ottobre, era inizio ottobre, si doveva giocare l'andata del secondo turno di Coppa Italia Eccellenza a Licauli. Intanto qui l'uscita di Lamin Sisei, a Licauli doveva arrivare l'Athletic Club Palermo, una pioggia torrenziale per tutta la mattina, la tarda mattinata di mercoledì, e poi tra l'intervento a spazzare da parte degli addetti al campo e la fuoriuscita di un bellissimo sole già dall'ora di pranzo ha consentito con qualche minuto di ritardo la disputa dell'incontro. Poi per la cronaca quella gara finì 1-2 per l'Athletic, che grazie anche a quel successo poté consolidare il passaggio ai quarti della competizione poi vinta dall'Unitas Sciacca. Pace qui pressato da Golli che mette il pallone in fallo laterale. Iniziata con grande vivacità la partita della squadra di mister Salvatore Bruccoleri, mentre Pane Bianco, l'ultimo arrivato in casa San Giorgio Piana, va a rimettere con le mani, va a cercare la Minsisei, mentre lamenta Lettieri un contatto con Fabio Gaio. Gracci in avanti per Torres che la fa passare, prova ad arrivare Maltese, l'anticipo ai danni del cannoniere principe della San Giorgio Piana. Qui Corso gioca con Tricoli, ora Pace, verticale subito, sbagliata, allora può intervenire Mazzeo la tiene in campo, Visconti evita l'intervento di un avversario, la mette in fallo laterale, sarà una rimessa per il Marsala. La effettuerà proprio Ettore Mazzeo, venuto incontro 5 mani, la palla invece è lunga a cercare Lettieri, spalla alla porta contro Tricoli, poi la chiusura di Gaio, ancora pallone girato sulla destra dove c'è l'avanzata di Agolli, può andare Agolli, la palla che arriva dalle parti di Mangiaracina, viene fermato, poi Corso a lottare, ma alla fine ha la meglio Angileri limita dell'area, la palla in area verso Mangiaracina che era in posizione di fuorigioco, in ogni caso non è riuscito a controllarla e Sisei è andato subito a lanciare, non può arrivare però Totò Maltese e sarà fallo laterale per il Marsala. Sta cercando queste soluzioni rapide, estemporanee il San Giorgio, non facile oggi fraseggiare, ci sta comunque provando il Marsala, e qui batte questa rimessa con Agolli che va a chiamare in causa Pedalino, poi ancora Agolli, la battuta lunga, la palla è rimasta in campo, l'anticipo di Gaio su Lettieri e il fallo ai danni del centrale. Qui Duli, il contrasto con Angileri, la palla è fuori, rimessa Marsala. È rimasto a terra Giuseppe Angileri, allo scontro duro con Cristian Duli. Richiamata l'attenzione credo della panchina del Marsala, si sta però rialzando il numero 14 della formazione ospite. Da capire se sarà necessario l'intervento della panchina. Richiamato sì l'intervento della panchina, problemi per Angileri. Andiamo anche a vedere un po' la situazione sugli altri campi della 21esima giornata del campionato di eccellenza Girone A. La Folgore è già in vantaggio 2-0 sul Partinica Autace con la doppietta di Daniele Ala. Cotugno invece ha portato in vantaggio la Super Giovane contro il San Vitolo Capo. Partita questa del Failla di Castelbuono che potrete vedere sul canale YouTube di Sportisili TV, al pari di
Don Carlo Misilmeri Lascari Cefalù invece ferma sullo 0-0, anch'essa iniziata con qualche minuto di ritardo, tanti ritardi comunque sui campi, pur di scongiurare anche il rischio di rinvii. Intanto 3-0 della Folgore sul Partini Caudace, in gol anche Tarantino. Ricordo anche i risultati delle 3 partite che si sono giocate ieri. La vittoria di misura e in trasferta di Unitas Sciacca e Gela, con i verdenneri che hanno espugnato il campo dell'Athletic Club Palermo, portando la prima sconfitta stagionale della squadra palermitana. Il Gela, a proposito di squadre palermitane, ha espugnato il Francolo Monaco di Partan, battendo la Parmonval col gol di Ivan Agudiak, mentre rientra Angileri. E infine pareggio pirotecnico tra Castellammare e Casteldaccia, con gli ospiti avanti 2-0 e poi rimontati nel giro di pochi minuti dalle reti di Ba e Taibi dopo l'iniziale 1-2 firmato Mocciaro Sferruzza sempre più capocannoniere del girone. Intanto palla messa in mezzo, prova ad inseguirla Torres, la chiusura di Agolli e poi allontana Cinquemani. Insegue il pallone Duli, la giocata d'esterno buona ad imbeccare Panebianco, il quale non riesce però a gestirla, allora rimessa Agolli, la palla gestita su Pedalino, poi Mazzeo ricevuto da Petrucci, servizio ancora a spalle alla porta, la gestione ancora di Pedalino sbagliata e allora è fallo laterale. Squadra dall'età media abbastanza giovane, almeno relativamente alla formazione iniziale, quella del Marsala, il più anziano tra virgolette Agolli, che è un classe 97, poi tutti gli altri nati dal 2000 in poi, con anche un 2007 che è Ribaudo. Oggi manca Gino Giardina, parte dalla panchina invece il veterano Valerio Genesio, così come parte dalla panchina uno dei volti nuovi del mercato di gennaio, ovvero sia Agostino De Luca. Ancora rimessa per Agolli, Pedalino prova a cambiare orizzonte, va a sinistra dove stava arrivando Mangiaracina, l'ottima copertura da parte di Graci e c'è il primo calcio d'angolo della partita in favore della Marsala. Dalla bandierina va a Pedalino, mentre il direttore di gara vuole vederci chiaro. Credo che ci sia qualcosa che non va con Panebianco, che sta ancora perdendo sangue, infatti viene invitato a lasciare il terreno di gioco, quindi in 10 per ora il San Giorgio Piana su questo calcio d'angolo. Va a dare una mano anche Corso là dietro, mentre è pronta la battuta Pedalino, fischia l'arbitro. Pedalino va a mettere in mezzo questo pallone, colpo di testa non preciso da parte di Lettieri, primo tentativo comunque della partita. La sparuta rappresentanza di sostenitori giunti da Marsala approva, applaude. Tanto avanza Gaglio, palla verticale per Torres, in qualche modo riesce a spizzarla. Graci, Visconti, Graci può avanzare il 2, palla ancora per il 4 che dribbla all'indietro, rischia, perde palla e poi commette fallo su Mangiaracina, calcio di punizione già battuto. C'è la corsa sulla destra con la sterzata e il tiro ribattuto da parte di Martorana, poi lotta, almeno ci prova Angileri, viene fermato da Duli ma ancora Marsala. Pedalino, peso in controtempo, la palla va fuori.
indicazioni da parte di mister Brucculeri. Tra l'altro cambiato anche qualcosa nella disposizione delle panchine rispetto a quello a cui siamo abituati allo stadio Licauli. Solitamente la panchina, lato strada per capirci, è occupata dal San Giorgio. Questa volta Chinnici ha scelto di cambiare panchina, da capire se è una scelta sua. Tecnico che non manca di badare a espedienti scaramantici, ma fa parte del calcio. Tanto Pane Bianco con la rimessa da 7-7 perché ci pensa Agolli a metterla in fallo laterale. Direttore di gara che invita Pane Bianco a effettuare la rimessa qualche metro più indietro. Adesso può ricevere nuovamente da corso. Pane Bianco cerca di liberarsi e poi l'ultimo tocco. Fallo laterale, ancora un giocatore ospite. Ora nuovamente Pane Bianco dal punto di battuta del fallo laterale. C'è l'ottima chiusura e recupero. Lettieri anticipato da Gaio, l'arbitro fischia. Un po' severo forse in questo caso la lettura del direttore di gara, che è il signor Giuseppe Mauro Cannata della sezione di Agrigento. Assistenti Francesco Di Menti della sezione di Enna, il primo assistente lato panchine. Lato tribuna invece Giovanni D'Agostino della sezione della Ciriale. Intanto conclusione e la parata di Lamin Sisei sul tentativo di Mangiaracina, calcio d'angolo. Dunque seconda battuta dalla bandierina in arrivo per il Marsala, sempre con Pedalino alla battuta, sempre col mucchio sul secondo palo. Pedalino che guarda l'area. Un po' di traffico, direttore di gara che vuole vederci chiaro, parla con Cinquemani e con Graci, se vedo bene da qui. Tanto tiene alti 3 uomini Chinnici, la battuta alla bandierina, colpo di testa a mettere fuori. Cinquemani prova a farla scorrere, guadagna il massimo per il fallo laterale. Già battuto verso Agolli. Agolli spalla alla porta, riesce a tenerla a scaricare su Cinquemani. Il cross rasoterra, intercettato, la palla rimane lì, Pedalino destro. Pallone fuori, ma molto meglio il Marsala in questo avvio. C'è a terra Duli. Si rialza il difensore albanese e Lamin Sisei può andare alla battuta. Vuole giocare corto l'estremo difensore africano che scambia con Tricoli, poi va a lungo. Palla colpita da Mazzeo. Agolli dribbla, tocco per Pedalino, indietro a Cinquemani che va al lancio verso la fascia sinistra, era in fuorigioco. Se ho visto bene di Martorana, anzi no, trattavasi di Angileri. Duli, Pane Bianco tende il momento dei suoi compagni, poi l'intervento di Cinquemani su Maltese, calcio di punizione. Dunque punizione, prova ad affacciarsi in avanti il San Giorgio Piana, minuto 18 del primo tempo. Sulla palla ci sono Pane Bianco e Pace, chiama lo schema quest'ultimo. C'è il fischio
Pace effettua lo schema, Maltese, ancora Pace. Corso sventaglia verso l'area di rigore, colpo di testa a mettere fuori. Poi ancora il capitano del San Giorgio Piana che si accontenta del fallo laterale. E Pane Bianco attende compagni da servire. Trova Maltese. Pane Bianco, palla in avanti, intercettata, poi a Golli la spazza via col mancino, fa salire i compagni. Duli la mette in fallo laterale, non vuole rischiare. Il difensore con la maglia numero 6. Andrà la rimessa a Golli. Lettieri spalla alla porta, poi Pace a Golli. C'era un secondo pallone sul terreno di gioco. La palla giocata in avanti da Martorana. Poi prova a convergere, c'è lo scambio. Conclusione! Fuori. Non uscita bene dal piede di Mangiaracina, però ben orchestrata ancora una volta la giocata dal Marsala. Tanto c'era a terra perché si è appena rialzato Graci, allora si può riprendere con il rinvio di Lamisi 6. Tanto arriva anche la quarta rete della Folgore contro il Partinico Audace, firmata da Pisciotta. Dunque 4-0 dopo 33 minuti, sicuramente non un bel pomeriggio per la squadra partinicese. Ricordo, in settimana c'è stata la fine del rapporto con Riccardo Abenante, una settimana particolarmente movimentata per le panchine del girone, anche in casa Marineo, con l'addio di Dino Marino e l'arrivo al suo posto di Rosario Bennardo. Si era parlato, almeno qualcuno aveva accennato ad un'eventualità di vedere Vincenzo Giannusa sulla panchina marinese. Naturalmente tutte voci cadute nel vuoto. Cerca di dare la scossa col tecnico palermitano, bandiera della Parma, un ballo. La società del presidente Campisi. Tanto la battuta della punizione, colpo di testa di Tricoli su Lettieri, corso 2 volte. Poi apre sulla sinistra per Pane Bianco. Duli, percorso che si può girare. Pane Bianco. Cerca compagni liberi, sbaglia il tocco, poi torna sul pallone, trova Torres, poi Visconti. Scucchiaia per Maltese, l'apertura sulla destra per Graci che controlla in maniera un po' difficile, poi mette in mezzo il pallone, allontana 5 mani, poi non riesce Mazzeo ad evitare il fallo laterale. Si fa vedere, si propone a metà del primo tempo il San Giorgio, palla in mezzo, troppo lunga per tutti da parte di Visconti. Allora può ripartire con invito al fondo Furnari. Petrucci, battuta lunga, colpo di testa di Tricoli, poi corso col controllo, Visconti la tiene e scarica indietro ancora per Tricoli. Pace, ancora Tricoli, poi Visconti rischia qualcosa, in effetti perde palla. Lettieri controlla il 10, prova ad andarsene sulla sinistra, inseguito ancora da Tricoli, mette in mezzo il pallone, c'è il controllo e il tiro con il miracolo di Sisei, ma tutto inutile perché c'era stato il controllo con un braccio di Mangiaracina. Pane Bianco per Duli, corso ancora per il suo numero 6 che alza la testa e
Cambia fronte, va da Graci, controllo non perfetto e palla recuperata da Mazzeo. Corso, pedalino, si lotta in mezzo. A Golli. Palla tesa, intercettata da Panebianco che può provare a correre. Panebianco col dribbling, accelera anche su a Golli. Panebianco prende il tempo a tutti. Ancora Panebianco deve impegnarsi. Michele Cinquemani a mettere in fallo laterale. Rimessa già battuta per Corso. Ancora Panebianco che sta provando ad accendersi. Corso sventaglia sulla destra dove c'è Maltese che la fa scendere. Maltese calcia, mette in mezzo. Un tiro sporco che si perde fuori. Rimesso già in gioco il pallone Furnari. Lancio da parte di Pedalino per il controllo di Martorana. Martorana prova a passare dal centro, non ci sono compagni. E allora Lamin può intervenire con tutta la calma del mondo. Corso. Cambia fronte, va da Panebianco che non la fa rimbalzare. Qui cerca la giocata, bravo a Golli, che tra l'altro l'ha anche tenuta in campo. La palla però viene controllata dalla Misi 6. Praticamente sulla linea di fondo, l'ha messa subito giù per Fabio Gaio. Dulì. Gaio, tornato a dicembre dopo aver iniziato la stagione all'Aspra, lui che l'anno scorso è stato leader della squadra che ha stravinto il campionato di promozione e che è andata anche molto vicina al double, è arrivata in semifinale di Coppa Italia di promozione, battuta solo dal San Vito. Corso per la punizione su Torres, passa Torres, al limite dell'area, va a calciare. Cerca il tiro, cerca di accendersi, il Cianci prova a partire sulla sinistra, intanto Mazzeo, sponda di Lettieri, il controllo da parte di Mangiaracina che va ad innescare Angileri, palla poi ancora per la corsa di Mazzeo che si sgancia, chiude bene e sbarra la strada Duli. Riparte dal fondo il San Giorgio, gara decisamente non spettacolare, ha cercato di mettere tanto ritmo il Marsala in avvio, è un po' calata l'intensità da entrambe le parti, si sta provando a crescere un po' il San Giorgio Piana. Con le mani Graci, viene in contropace, la palla alla fine è proprio per lui. Visconti, Graci, alza un po' il pressing il Marsala, Tricoli va a lanciare ma è troppo corto il pallone per Panebianco, interviene a Golli di testa ma in fallo laterale. Corso, poi Panebianco coinvolge Fabio Gaio, palla a scavalcare su Torres che prolunga su Graci, controllo non perfetto, interviene Mazzeo, poi Lettieri al duello con Gaio, arbitro lascia correre tutto in questo caso. Cinquemani a Golli, alza la testa e corre il numero 7 che poi sbaglia il tocco, allora Corso, Pace, Visconti, scarta sul primo, poi la perde nel duello con Angileri. Allora attenzione a Ribaudo che può correre, Ribaudo fronte alla porta e al limite il servizio per Mangiaracina che cade, tutto ok per il direttore di gara. Intanto a terra di nuovo Angileri che ha fatto chiari cenni alla panchina, non ce la fa.
Là si muove qualcosa sulla panchina del Marsala, cambio forzato all'altezza della mezz'ora. Angileri che evidentemente non ha ancora recuperato dalla botta presa qualche minuto fa. Allora mister Bruculeri è già costretto a operare il primo cambio. Sembra pronto a entrare Valerio Genesio, maglia numero 2. Termina dopo mezz'ora dunque la partita di Angileri. Adesso vediamo come si va a risistemare in campo il Marsala, quasi pronto il classe 87 Valerio Genesio, direttore di gara, che intanto fa riprendere il gioco con Graci. Momentaneamente in 10 il Marsala. Graci però spreca questa palla, finisce in fallo laterale e comunque rimessa per il San Giorgio. Tricoli, Duli, Gaio alza la testa, vede il momento di Panebianco, prova a servirlo, la palla non arriva a destinazione. Battuto subito a Golli. Martorana, pedalino, lancio storto però. Arriva adesso il cambio. Si ristabilisce la parità numerica con l'ingresso di Valerio Genesio. Riceve la fascia da Petrucci, Genesio che si va a mettere credo proprio a centrocampo, sulla mezzala destra. Panebianco intercettato da Martorana. Corsò. Palla in avanti, Cinquemani non benissimo, poi prova ad intervenire Maltese, ma Cinquemani recupera la posizione, recupera il pallone, lo mette in fallo laterale. Corsò, pace di prima, Maltese prende in controtempo Visconti, arriva Corso a infastidire Ribaudo, poi la palla ce l'ha ancora Corso. L'intervento di Cinquemani, poi Mazzeo in fallo laterale. Torres, tocco centrale, intercettato, Corso insegue il pallone, vuole prendersi la rimessa. Rimessa verrà eseguita da Graci. Scambio con Visconti, reclamano ancora il cambio rimessa in casa Marsala. Tricoli, qui l'anticipo di pedalino su Corso, calcio di punizione per la trattenuta dell'otto di casa sull'otto ospite. Cinquemani, Genesio prova a scucchiaiare di testa Duli, apparecchia per Panebianco, poi ancora Genesio, ancora Duli, subentra nuovamente il capitano del Marsala. Genesio, serie di rimpalli, il tocco in mezzo, colpo di testa, quella palla rimane lì per il tiro, di poco fuori il tentativo di Mangiaracina. Ancora una volta però la sensazione di un Marsala più coraggioso, più a fuoco rispetto ai propri avversari. Prova a suonare la carica Fabio Gaio, mentre dall'altra parte Genesio invita i suoi a stare un po' più alti, soprattutto negli 1 contro 1. Quando mancano 12 minuti alla fine del primo tempo, difficilmente ci sarà un recupero particolarmente pronunciato, l'unica interruzione dovuta proprio al problema di Angileri, che ha portato al cambio con Genesio al minuto 30.
Corso, palla per Torres, calza la testa, cerca Pace. Pace in area, prova a liberarsi, ancora Pace, allarga sul Corso e zona cross, viene ribattuto. Visconti parte con un attimo di ritardo e allora viene anticipato. Lettieri chiude Gaglio, poi ancora Lettieri, raddoppiato, è fermato questa volta da Visconti. Pane bianco. Duli alza il volume della radio, adesso Chinnici a bordo campo, accompagnando tutte le giocate dei suoi giocatori. Qui rischia Sisei, infatti la perde. Mangiaracina, fermato col fallo. Fallo l'ha commesso Mangiaracina su Grasci. Maltese era passato su 5 mani, poi dimentica il pallone, commette fallo. Battuta lunga di Mazzeo, che però non trova Mangiaracina. Battuta con le mani per Grasci, cerca Visconti, lo trova. Poi colpo di testa di Mazzeo, quello di Torres, sale su Pedalino, poi la gioca in avanti Pace, colpo di testa di Petrucci. Pedalino, palla che colpisce l'arbitro. E allora verrà scodellato, un nuovo pallone per il Marsala. Cinque mani. Petrucci. Cerca Lettieri in verticale, la sponda per Pedalino. Servizio largo per Mangiaracina. Il tacco a provare a premiare la corsa di Mazzeo. Capito tutto Grasci in anticipo. Poi l'anticipo di Petrucci su Maltese, fallo laterale. Tra con le mani Grasci. Colpo di testa di Mazzeo, poi Petrucci, ma il campo è finito, allora rimessa ancora per il San Giorgio, qualche metro più avanti. Torres riesce a passare, Torres sul fondo, mette in mezzo, deviazione di Petrucci e c'è il primo angolo anche per il San Giorgio Piana, minuto 36 e 25 secondi. Salgono sia Duli che Gaglio. Tutto il Marsala nella sua area di rigore o a ridosso di essa. Marcature molto rigide, mentre c'è Pace alla battuta del calcio d'angolo. Pallone che spiove sul primo palo, colpo di testa di Agolli. E allora calcio d'angolo ancora, mentre c'è un giocatore del Marsala a terra. Serie di scontri anche abbastanza duri, credo sia Mangiaracina, il giocatore ospite, che è ancora giù. Si trattava proprio di Mangiaracina, si è rialzato, un po' dolorante. C'è la battuta dalla bandierina ancora per Pace. Ancora primo palo, questa volta il colpo di testa è fuori da parte di Ribaudo, poi prova a ripartire il Marsala, decide di calciarla via Petrucci, da buon difensore qual è. E allora Sisei, ancora lungo, di testa Mazzeo, poi subentra Grasci nell'azione. Torres,
prova a passare, alla fine la palla gli carambola addosso dopo l'intervento di Mangiaracina e sarà fallo laterale per il Marsala a 6 minuti e mezzo dal 45esimo. Batte lungo Mazzeo, di testa Graci, poi pedalino, Lettieri lotta, la meglio Tricoli, poi Corso contro Ribaudo che spende il fallo, calcio di punizione per il San Giorgio Piano. Gaglio, alza la testa, l'intervento da parte di Mazzeo, poi stacca Gaglio sulla testa di Lettieri. Maltese assorbe il contatto con Ribaudo, poi da solo riesce a liberare Corso, la tiene Corso, Tricoli, ancora Corso, ancora Tricoli, viene incontro Bisconti, si libera lo spazio ma sbaglia Tricoli, Bisconti però il più lesto. Pane Bianco con la giocata su Pace, arriva Torres, eccolo Pace, Pace fermato dall'ottimo intervento di Petrucci che nega un pericoloso 2 contro 2 alla squadra rossonera. È pronto Pane Bianco con le mani, decide di cominciare da Duli. Pane Bianco, palla percorso un po' complicata, in effetti sbagliata. Martorana, Ribaudo non riesce ad arrivare, allora prova a correre contro di lui. Graci cerca di passarlo, vanno giù entrambi. Dovrebbe essere fallo laterale per il Marsala, anzi era una punizione battuta malissimo da Bisconti. Poi Tricoli la mette in fallo laterale. La battuta di Mazzeo, qui Lettieri prova a far passare, pedalino fermato da Corso, Tricoli in avanti dove c'erano solo maglie blu. Lettieri, Genesio, passaggio intercettato da Duli, poi Pane Bianco alla vecchia maniera la mette via, colpo di testa di Petrucci, la tiene in campo 5 mani, poi tocca Duli, Corso, Duli, Corso, Gaglio, calcia lontano, Maltese scavalcato dalla palla, poi la ritrova dopo il tocco di Petrucci. Corso prova a innescare Torres, scavalcato dalla palla, non può arrivare neanche Pane Bianco sulla corsa. E la rimessa Marsala, a Golli, Genesio fermato in mezzo a 2, fallo di Genesio su Corso. Si scambiano il 5 i due capitani, tra l'altro i due sono stati anche compagni di squadra anche nella nazionale siciliana, nella partita di 3 anni fa contro la Sardegna giocata a Mazzara del Vallo, quindi praticamente a casa Genesio quasi. Mentre c'è un altro errore di misura, questa volta da parte di Mazzeo. Ed è già ripartito il San Giorgio, siamo dentro gli ultimi 3 minuti, più eventuale recupero. Pace, Graci, Pace, l'anticipo di Mazzeo, poi Corso, alza la testa, cerca compagni, vede il movimento senza palla di Maltese, ma l'ha visto molto bene anche 5 mani. Martorana prova a far correre il suo numero 18, la palla è leggermente lunga. Rimessa per Pane Bianco, Pace controlla e scarica. Ancora Pane Bianco, lungolinea per l'ex Don Carlo Misilmeri, serie di rimpalli. La palla è del San Giorgio Piana. Corso, controllo e scarico dietro per Duli. Bisconti ancora per il 6. Cambia lato, va da Tricoli che prova a prendere campo.
Tocco per Maltese, poi verticale per Torres, il tacco ancora per Maltese, buono qui il taglia fuori da parte di Mazzeo e poi guadagna fallo laterale, in questo caso Petrucci. Ultimi 90 secondi del primo tempo, vedremo se ci sarà recupero, forse un minuto per via dell'infortunio di Angileri. Qui fallo di Lettieri. Sisei. Gaglio alza la testa e lancia. Visconti, tutto il tempo del mondo, sbaglia la sponda. Poi Corso allarga, Golli ha capito tutto ma va a vuoto. E allora Pane Bianco con il cross allontanato sui piedi di Pace che cerca luce per il tiro. Tiro da dimenticare però. Stiamo a fare un altro giretto per i campi dell'Eccellenza Girone A. È finito il primo tempo a Misilmeri 0-0. Prima dell'intervallo è arrivato il 2-0 della Super Giovane sul San Vito, ancora a segno Claudio Lavardera, mentre sale a quota 5 il bottino della Folgore sul Partini Caudace, autogol di Filia al minuto 41. Non arrivano ancora notizie da Accademia Trapani e Oratorio Marineo, ferme sullo 0-0. Così come 0-0 qui allo stadio Licauli. Genesio con il lancio per Agolli. Agolli con l'intervento di Gaglio, la rimessa sarà per il San Giorgio Piano. Guadagna qualche metro, almeno ci prova Pane Bianco. Pace, Agolli ancora in fallo laterale, scade il primo minuto di recupero. Pane Bianco, ancora Golli, ancora in rimessa. Pane Bianco, Maltese col controllo e con la girata. Qui la fa scorrere pericolosamente Mazzeo, ma non arriva in tempo Gracci. Sarà rimessa per il Marsala, mentre inizia a guardare il cronometro il direttore di gara. Partita fin qui abbastanza semplice per lui e quindi priva di sbavature. Controlla Gaglio, ma sui due fischi dell'arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Il punteggio è quello di partenza, 0-0 tra San Giorgio Piana e Marsala. Meglio la squadra ospite nei primi minuti di gioco, poi ha iniziato a prendere il predominio del campo la formazione di Chinnici, alla quale però manca ancora la zampata, pochissime infatti le occasioni da annotare da una parte e dall'altra. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restando naturalmente collegati dallo stadio Licauli di Piana degli Albanesi. Qualche immagine, come di consueto, dai campi targati sportisti, poi il secondo tempo di San Giorgio Piana Marsala. Non c'è nessuno rammarico, perché chiaramente prendere gol all'ultima palla fa sempre male. Non è la prima volta che ci succede quest'anno e quindi qualcosa che ci deve fare riflettere chiaramente, però devo dire che i miei ragazzi hanno fatto una grande partita al cospetto di una squadra forte che ha vinto le 12 partite precedenti non a caso, è venuta qua a Bagheria, ha dimostrato la sua forza. Come dici tu, c'è stata quella palla che poteva
poteva portarli in vantaggio. Nel primo tempo, devo dire, abbiamo avuto noi molte più occasioni, quindi là il primo tempo poi poteva finire il vantaggio per noi, ma così non è stato, quindi alla fine è venuto fuori questo risultato. Diciamo che loro oggi avevano noi chiaramente volevamo vincere per agganciarli, loro avevano il match point su questo campionato perché diciamocelo chiaramente, se avessero vinto probabilmente il campionato finiva qua. In realtà non è andata così, ci prendiamo questo pareggio, il campionato è ancora lungo. Chiaro che c'è grande rammarico perché prenderlo al 98esimo il gol non è bello, però fa parte del calcio e dobbiamo reagire, perché non è finita, ci sono tantissime sfide ancora molto importanti e dobbiamo ragionare partita dopo partita. Ripeto, l'obiettivo oggi era quello di agganciarli, purtroppo non ci siamo riusciti in maniera rocambolesca, però dobbiamo continuare a lavorare e a crederci perché le possibilità ancora ci sono tutte per poter vincere questo campionato. Ci siamo noi, c'è ancora il Regina Mundi in corsa, è un campionato molto duro e ripeto, il Montelepre oggi ha fatto vedere perché viene da 10 vittorie consecutive, però noi assolutamente non siamo stati da meno e se c'è una squadra che esce chiaramente con rammarico siamo noi oggi. Aldo, purtroppo tutta la settimana abbiamo provato ad averlo in campo, ho fatto terapia tutta la settimana, però è dovuto uscire subito, praticamente dopo qualche minuto, quindi vedremo nei prossimi giorni un po' la situazione di pericolo. Al di là del derby, ora sono tutte finali e dobbiamo prepararle tutte allo stesso modo, con grande determinazione, perché ho detto ora ai ragazzi che il campionato non è finito e non dobbiamo avere alcun rimpianto. In questo campionato tutte le partite sono dure, così come sarà dura per noi, sarà dura anche per il Montelepre. Chiaro che era la pressione passa tutto a loro, sono riusciti a portare il risultato positivo da Bagheria, quindi vediamo un pochettino come si metteranno le cose nelle prossime settimane. Punto d'oro che ci permette di continuare a volare e non atterrare sulla terra, perché i ragazzi hanno fatto ancora una volta una partita di carattere, di qualità, sono stati incommiabili in tutto quello che hanno fatto. Forse in alcuni frangenti potevamo fare qualcosa di più, però visto la forza dell'avversario, e qui voglio fare complimenti alla Bagheria Calcio come società, come tecnico e come direttore, perché hanno messo su una grandissima squadra alla quale auguro di andare in eccellenza anche loro, naturalmente a questo punto dopo di noi, in altre vesti, però glielo auguro perché è una società che ha una grande storia e merita sempre ragazze diverse. I miei ragazzi hanno fatto ancora una volta partita superlativa, lottando fino alla fine, e oggi il motto credo che sia quello più giusto, non moriamo mai. I ragazzi si allenano a 1.800 alla settimana e questo è il risultato. È un Montelepre che si allena con la consapevolezza di avere un gruppo che nell'arco dei mesi è cresciuto partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. È un Montelepre che ha comunque in organico tanta qualità, e questo un plauso va fatto alla società e a Piero Gatto perché mi hanno messo in condizione di allenare un gruppo importante. È un Montelepre che sta volando ad ali spiegate e viviamo partita dopo partita, questa è la nostra forza. E oggi dicevo ai ragazzi che se oggi hanno la possibilità di vivere una giornata come questa, così importante, contro una società blasonata, importante, con una grande storia come il Bagheria, e ci stiamo lottando un primato, è solo grazie ai sacrifici, a tutto quello che hanno fatto da quando è iniziato, e quindi è merito loro. E quindi io ho detto di viversi e di godersi questa giornata, perché sembra strano, ma non tutti i calciatori o non tutti gli allenatori nell'arco della propria carriera possono vivere queste giornate. Molto spesso fai una carriera sempre nell'anonimato, dove lotti per metà classifica senza nessun tipo di ambizioni. Invece questi ragazzi quest'anno hanno costruito una stagione che rimarrà secondo me indelebile nei loro cuori per sempre, perché hanno creato un gruppo importante, un gruppo di amici, e questo è il risultato. Ripeto, mi auguro di continuare a volare, ma personalmente ho già la testa domenica all'Aspra, perché è una squadra fortissima, imbottita di grandissimi calciatori, da un ottimo allenatore quale Pagano, e quindi la mia testa è già domenica, è un grandissimo risultato. Lo voglio dedicare a mia moglie che domani compie, e sono le persone più care che rimangono sempre chiusi a casa quando noi viviamo il nostro sogno, il nostro sport a 360 gradi. È stato un gol sperato, ci ho creduto tanto da tanto tempo che spero di mettere insieme questa rete. Mi è capitata l'occasione giusta, sono riuscito a prendere il tempo all'avversario, infilarmi e riuscire a mettere questa palla importantissima. Si cerca sempre di dare il massimo sia per la squadra sia per una crescita personale, e l'obiettivo è quello di migliorarsi giorno dopo giorno, non fermarsi mai.
al massimo, preparandolo al meglio già dalla settimana. Per ogni partita diventa decisiva per questa corsa al titolo, perché sappiamo che dietro di noi ci sono squadre che non si nascondono e vogliono raggiungere la vetta come lo vogliamo anche noi. Adesso speriamo di continuare questa striscia e dare sempre il massimo partita dopo partita e dare sempre più spettacolo, mettendo in gioco il nostro stile di gioco. E spero sempre di dare una mano ai miei compagni per portare sempre a casa il miglior risultato possibile. Luca era un grandissimo giocatore, io personalmente non ci avevo mai giocato, però è un giocatore che comunque lo conoscevo per nome, ha delle qualità enormi sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista di rapidità. È stato un bel duello e penso di averlo retto alla grande, nonostante lui sia un grande giocatore, forse uno dei migliori di questa categoria. Rimane un poco di amarezza diciamo, per il risultato, perché non rispetta ciò che noi siamo. Noi ci alleniamo duramente, sappiamo il valore che abbiamo, però purtroppo diciamo che parlano i risultati e purtroppo è andata così. Io diciamo cerco di dare sempre il mio contributo, migliore o non migliore in campo, io cerco di dare il massimo per la squadra, sperando ovviamente sempre di portare i 3 punti a casa. Non è andata così, però noi diciamo dalla prossima settimana abbiamo già la testa giù a pedalare e sperando di portare buoni risultati. Siete una formazione che, a detta di tutti, sta facendo un po' poco rispetto a quello che è il potenziale reale della formazione. Ti chiedo qual è il problema secondo te principale? Non lo so, forse la testa. Penso sia una questione di mentalità, perché tecnicamente siamo una squadra, a mio avviso, tra le migliori del campionato, però purtroppo la mentalità gioca un brutto scherzo. Forse non lo so, perché comunque siamo una squadra diciamo pronta, siamo diciamo un po' gli stessi dell'anno scorso, con qualche nuovo innesto, però comunque i risultati parlano chiaro, purtroppo sta andando così, ma siamo sicuri che diciamo, le cose cambieranno, perché ce la stiamo mettendo tutta, ascoltiamo sempre i consigli del mister, anche del presidente, diciamo, di tutta la squadra, diciamo, nel cercare di portare avanti diciamo, la squadra, cercare di magari arrivare ai playoff. Il cammino in Coppa è terminato, però io ti ringrazio per l'assist dei playoff, per chiederti si ritorna in campionato con l'Oratorio Cosme Damiano, una partita importante anche alla portata, visto che comunque giocherete pure dentro casa. Ti chiedo come la imposterete e quanto è importante vincere per tornare a sorridere. Allora, sicuramente diciamo che è una partita fondamentale perché diciamo che vincendo possiamo avere il distacco per andare verso diciamo tra le prime 5. Ovviamente diciamo che sono partite dove ti devi confermare, quindi sicuramente noi la prepareremo al meglio, ci allenерemo duramente durante la settimana, cercando appunto di arrivare qua sabato e portarci 3 punti a casa. È qualcosa che mi porto avanti da inizio stagione, è difficile oggi giocare con questa squadra. Oggi che ho avuto il tempo, il minutaggio, era l'unica cosa a cui ho pensato, oltre che a vincere e fare bene con i compagni, era proprio il gol, e questo è il frutto di ogni allenamento, di ogni sacrificio che faccio e facciamo in settimana tutti noi. Allora, sono entrato bene perché comunque ci tenevo a dimostrare al mister e ai compagni che sono anche un elemento comunque che può dare una grande mano alla squadra. Sì, ho giocato bene, non mi lamento della mia prestazione, peccato che non è arrivato il gol perché ci tenevo tanto, però sono contento del risultato. Allora, in settimana ne parliamo tanto, siamo un grande gruppo, una grande famiglia, oltre che ad essere grandi anche i giocatori. Sono assenze pesanti, sì, che però ognuno riesce a colmare dando ognuno il 100%. Sì, ognuno di noi riesce a dare la giusta grinta, la giusta mano alla squadra, riusciamo a giocare tutti bene perché appunto, come penso io, il gruppo non si vede solo in campo ma anche fuori, spogliatoio e tutto il resto, quindi siamo diciamo appunto una grande famiglia e riusciamo comunque a divertirci, a giocare, a dare sempre il massimo insieme.
È tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di San Giorgio Piana Marsala qui dallo stadio Licauli di Piana degli Albanesi. 0-0 come potete vedere in grafica dopo i primi 47 minuti. Il direttore di gara, signor Cannata di Agrigento, ha assegnato 2 minuti di extra time. Primo tempo in cui non è successo nulla di particolarmente pericoloso. Come dicevo in sede di chiusura del racconto dei primi 45 minuti, un Marsala più propositivo, più pericoloso, anche semplicemente per una questione di presenza nella metà campo avversaria nei primi minuti. Poi con il passare dei minuti il San Giorgio Piana ha provato a prendere campo, a guadagnare metri, ad alzare il baricentro, senza però creare i presupposti per palle gol di grande entità. È iniziato intanto il secondo tempo con gli stessi 22 che hanno finito la prima frazione, quindi con il San Giorgio Piana che schiera in porta la Minisei, linea difensiva con Tricoli sul braccetto di destra, braccetto di sinistra il Duli, centrale Gaio, sugli esterni a destra Graci, a sinistra Panebianco, in mezzo al campo Visconti, Corso e Pace. In attacco spazio per il tandem composto da Maltese e Torres. Intanto Panebianco con il controllo ricomincia da Duli. Marsala che invece si schiera con Furnar in porta. In difesa ci sono Cinquemani, Petrucci e Mazzeo. Poi a gol di ribaudo Genesio, anzi a gol di ribaudo Pedalino Genesio, col Mangiaracina tutto largo a sinistra, dall'altra parte Martorana, punta centrale Marcos Lettieri. Ricordo che mister Bruculeri del Marsala ha già speso un cambio, è entrato Valerio Genesio al posto dell'infortunato Angileri. Intanto c'è un fallo di Corso su Lettieri, con il capitano del San Giorgio Piana che accenna una protesta. Andiamo a vedere anche le due panchine a questo punto, con mister Filippo Chinnici che porta con sé il secondo portiere Motta, poi Giorgio Chinnici. Intanto calcio d'angolo, qui ingenuità di Lamin Sisei, dicevo la panchina con il secondo portiere Motta, Giorgio Chinnici, Manno, Acquaviva, Pizzo, Zumo, Di Fatta, Sinagra e Colicchia. Dall'altra parte in panchina per mister Bruculeri ci sono il secondo portiere Faraone, poi Di Girolamo, Russo, Davide Di Girolamo, anche Giovanni Di Girolamo, Trifilò, De Luca e Accardo. Occhio al terzo tiro dalla bandierina della partita per il Marsala, che dunque torna in vantaggio in questo fondamentale. La battuta tesa sul primo palo, Torres senza troppi problemi. Martorana la ripropone in mezzo, diventa quasi un tiro bloccato dalla Minisei che va subito a rinviare. C'è la corsa di Maltese, controlla Petrucci, non era facile. Martorana, l'appoggio per Mazzeo che calcia lontano direttamente in fallo laterale. Con le mani andrà Graci, controllo con una spalla di Maltese, poi recupera il Marsala, Gaio di testa, ribaudo, tocco per Agolli, controlla solo per un attimo Martorana, Visconti, Duli, Panebianco, lungolinea sbagliato. Con le mani a Golli, colpo di testa di Corso, ancora Golli che controlla, Genesio la gira, Gaio, poi Petrucci prova ad armare la corsa di Mazzeo,
Controlla Ribaudo, cerca di liberarsi, poi scarica, ma viene intercettato il suo passaggio da Graci. È rimasto a terra intanto Visconti. Graci portato fuori. Intanto è rimasto a terra Visconti, costretto a chiamare addirittura l'intervento della panchina del San Giorgio Piana il signor Cannata. Ancora a terra Visconti, si rialza adesso. Rimessa per il Marsala, si riprende a giocare momentaneamente in 10 il San Giorgio Piana, colpo di testa di Graci, poi palleggio di Maltese. Genesio, lungo per la corsa di Martorana, posizione regolare. Martorana affrontato e fermato per il cross di gol ribattuto. Arriva Ribaudo che calcia, respinge Gaio. Duli riesce ad evitare il calcio d'angolo, sarà semplice rimessa. Tanto rientra Visconti, ristabilita la parità numerica con le mani a golli. Lungo verso l'area, Lettieri fermato. La palla arriva dalle parti di Pedalino che calcia male. Sembra Acquaviva quello chiamato al maggiore sforzo tra i giocatori in panchina ad accelerare le operazioni di riscaldamento. Graci, panchina ovviamente del San Giorgio Piano. Graci, palla per Pace, scambia con Torres che poi non si capiscono. Graci e Pace, attenzione a questa palla lunga per la corsa di Mangiaracina, inseguito da Tricoli. Mangiaracina, 1 contro 1, entra in area, la sterzata, Mangiaracina, lo scarico indietro, il cross di Mazzeo, secondo palo Genesio, pallone che rimane lì! Mangiaracina porta in vantaggio il Marsala, azione insistita della squadra di Bruccoleri che passa a condurre dopo 7 minuti col suo uomo gol, Mangiaracina. Totalmente sorpresa la retroguardia del San Giorgio Piana in questo caso. Mangiaracina ha aperto l'azione sul lancio, sul controllo dal lancio dalle retrovie. Poi Genesio, un po' di confusione e alla fine la rete del numero 11 che sblocca la partita. Dicevo proprio sia in chiusura di primo tempo sia al rientro qui in collegamento da Piana. Forse ai punti qualcosina in più ha fatto il Marsala rispetto al San Giorgio che al di là del controllo territoriale nella seconda metà del primo tempo non ha creato nulla di che. Qui intanto Gaio, controllo di Pedalino, ancora Gaio che lotta, prova a prendersi la squadra sulle spalle il capitano della promozione che qui scambia con Pace, palla verticale letta bene da Golli che allontana. Mangiaracina prova a girarsi, inseguito da Graci che non gli consente appunto di dare il volto alla porta avversaria che ha già bucato un paio di minuti fa. Graci, vediamo come reagisce il San Giorgio Piano a questo gol subito. Visconti inseguito da Genesio, lo costringe a tornare da Gaio, palla lanciata, in qualche modo arriva a Pace. Maltese, anticipato da Petrucci, poi spaccata Visconti, Mangiaracina, la calcia più lontano che può ma c'è subito Gaio. Duli, lancio per la corsa di Panebianco che controlla bene, Panebianco fermato da Golli
che guadagna il rinvio dal fondo. Mazzeo. Verticale a cercare Lettieri che controlla. Poi il tocco per Mangiaracina. Lettieri si è proposta ancora e riceve. Lettieri converge, vince il rimpallo. Sempre Lettieri, ingresso in area. Lo chiude Duli. Poi commette fallo Marcos Lettieri. Calcio di punizione per il Marsala. Applaudito dalla sparuta presenza di pubblico giunto qui alla città lilibetana. Qui sbaglia Maltese. E il lancio di Mazzeo, letto bene da Tricoli. L'avanzata di Bisconti che prova a prendere campo. Bisconti guarda la porta, la cerca, ma non la trova. Anche Giorgio Chinnici accelera il riscaldamento mentre Acquaviva è già pronto ad entrare. Corre subito ai ripari dunque Filippo Chinnici, mentre Gaglio fa uscire il pallone, sarà fallo laterale. Va a battere la rimessa proprio Gaglio su Lamin Sisei. C'è spazio per Graci che può controllare e avanzare. Bisconti si opone ancora Graci, la palla è per lui, raddoppiato Graci, riesce a farla passare, non ci sono però compagni. Questa era una buona giocata potenzialmente da parte dell'esterno destro dei rossoneri. Genesio. Martorano prova ad andare su Pace, lo chiude Duli che serve proprio il suo numero 10. Torres. Occhio a Torres che può avanzare, Torres al limite, palla dentro a cercare Maltese, chiude bene Petrucci. Mangiaracina. Poi Ribaudo in avanti dove c'è il solo Bisconti inseguito da Petrucci. Sisei ancora da Bisconti senza particolare tensione. Tricoli. Velo di Torres, ha capito tutto Genesio, poi di testa ancora Gaglio. Arriva Panebianco per Pace. Corso. Maltese Pace. Corso apre a sinistra su Panebianco. Alla lungolinea per Pace che prova a correre lungo tutto il campo alla ricerca di palloni giocabili, ma qui a Golli se lo mangia. Genesio. Pedalino per Martorana che non riesce a controllare. Riparte il San Giorgio. La girata di Pace va a vuoto, qui Petrucci prova a partire Torres, lo scontro con 5 mani e c'è il cartellino rosso. Espulso 5 mani per l'entrata su Torres, in 10 il Marsala. Non ha avuto mezza esitazione il signor Cannata nell'estrarre il rosso diretto per 5 mani. E ora opportunità importante per il San Giorgio Piana per cercare di riequilibrare la partita, anche se prima vanno valutate anche le condizioni di Santiago Torres. Qui penso che sia stata punita più la pericolosità dell'intervento che non l'effettiva azione da gol o comunque ultimo uomo di 5 mani. Intanto giallo, se ho capito bene, per Genesio. Sono pronti 2 cambi nel San Giorgio Piana.
Prepara inevitabilmente qualcosa anche mister Bruccoleri dall'altra parte. Tanto c'è ancora Capannello davanti alla panchina del... Scusate, davanti all'arbitro, il signor Cannata. Sulla palla ci sono Pane, Bianco e Pace, con quest'ultimo che sembra un po' più convinto nella sua rincorsa. Barriera foltissima, diciamo praticamente tutti i giocatori del Marsale in linea. Ma occhio alla rincorsa, la battuta di Pace, blocca Furnari che poi va giù. Ci ha provato subito a riequilibrare il risultato il San Giorgio, che ha mezz'ora più recupero per giocare con l'uomo in più. Torres scambia con Maltese, la palla ancora per quest'ultimo, chiude Petrucci, pallone che rimane in area, ancora Maltese controlla, Graci propone il cross, secondo palo, Pane Bianco di testa, la respinta, reclamano un fallo di mano. Dia gol i giocatori del San Giorgio, poi Corso a lottare, recupera palla, Duli la tiene in campo, adesso sta provando ad alzare i giri del motore il San Giorgio, che ha avuto questa occasione anche con Pane Bianco. Colpo di testa a botta sicura, è intervenuto Petrucci a salvare. Graci, l'intervento su Pace, poi Tricoli, Visconti pressato da Lettieri, fallo. Tanto sono pronti i cambi nel San Giorgio Piana. Pronto Acquaviva, come dicevo prima, pronto anche col numero 18 Di Fatta, esce Visconti. Per il momento solo Di Fatta al posto di Visconti. Tra l'altro gesti inequivocabili da parte di Chinnici. Passiamo al 3-4-3. Duli. Pane Bianco percorso. Sisei. Battuta lunga. Qui in qualche modo controlla Torres, che mette in mezzo, c'è la deviazione, sarà fallo laterale per il San Giorgio dopo la palla allontanata da Genesio. Corso, Pace, cerca di verticalizzare per Pane Bianco, fermato, allontana Petrucci dalle parti di Lettieri, duello con Gaio vinto da quest'ultimo, poi rimpallo su Duli. Sisei, Tricoli, Corso, palla pericolosa per Graci, la recupera Ribaudo, l'avanzata poi di Pedalino, Lettieri al limite, fermato, poi c'è il fallo su Gaio non ravvisato, in ogni caso gioca il San Giorgio. Duli avanza, è praticamente al limite, poi sbaglia lo scarico per Di Fatta. Mangiaracina, la svirgola, allora Pace per Di Fatta. Spalla alla porta Maltese, senza fallo ai suoi danni. E allora Genesio. Palla lunga per la corsa di Mangiaracina, la palla prende velocità.
ed esce direttamente sul fondo. Arrivano tanti palloni per Sisei, alla fine ce n'è uno per giocare e si riprende. Tricoli, palla per Gaio. Pace vuole corso e gli dà la palla. Lancio del capitano storto, però interviene facilmente Mazzeo. Martorana cerca di cambiare gioco, la palla colpisce in pieno il signor Cannata. Sarà pallone scodellato dal fischietto agrigentino alla squadra ospite, che per il momento conduce a 25 minuti più recupero dalla fine, con la rete di Mangiaracina al 7° minuto. Corso prova ad allungarla, c'è comunque Torres. Graci, Tricoli, Duli. Pallone per Panebianco che resiste. Ancora Panebianco che cerca di correre. Si muove Di Fatta, il pallone per lui sui piedi. Di Fatta converge alla palla sul destro, pone il cross, Maltese rovesciata! Palla fuori di pochissimo, se lo stava inventando Toto Maltese. Prima vera occasione dall'inizio della partita per il bomber del San Giorgio Piana. Qui Gaio, Panebianco, cerca il lungolinea per Di Fatta, la chiusura, poi Mangiaracina, serve Pedalino. Pedalino prova a passare in mezzo a due, fallo di Pace, un po' ingenuo, punizione. Intanto Misilmeri in vantaggio sulla Lascari Cefalù per 1-0, Lascari tra altre cose anche in 10, mentre ha rimontato nel giro di poco più di un quarto d'ora il San Vito, che adesso è sul 2-2 a Castelbuono contro la Super Giovane. Ancora nessun aggiornamento da Accademia Trapani Oratorio Marineo. Resiste invece la goleada della Folgore Castelvetrano contro il Partinica Audace. Intanto fuori gioco di Mangiaracina. Corso, palla lunga a cercare la corsa di Graci, il quale la può controllare, mette in mezzo Furnari con l'uscita comoda nella sua area piccola. Sembra essersi un po' esaurita adesso la spinta del San Giorgio Piana, quando siamo esattamente a metà del secondo tempo. Battuta lunga, Gaio e Lettieri ancora a duello, alla meglio il numero 5 di casa, poi Graci tutto solo decide di colpirla. Pedalino, Genesio che si è abbassato a fare il centrale adesso. Mazzeo, pallone verso Lettieri che perde il tempo, poi ancora Mazzeo, un'altra chance per giocarla. Mazzeo, lungolinea per la corsa di Martorana che è sul fondo, mette in mezzo il pallone, Gaio col petto. E qui Tricoli che anticipa anche Sisei. Maltese, sponda per Pace che può controllare, apertura su Panebianco. Di Fatta, ha spazio, si gira adesso contro Petrucci, sovrappone Panebianco, la palla è per lui, capisce tutto Genesio. Solita partita di grande generosità del capitano del Marsala. Panebianco, serie di finte, poi il tocco, Corso con il cross, allontana Genesio, fallo laterale. Adesso prova ad accorciare i tempi, stavo dicendo il San Giorgio, in realtà c'è un cambio, il secondo.
Esce Graci, entra Acquaviva. Rimessa di Tricoli per Corso. Duli. Pane Bianco. Pace. Lancio nella terra di nessuno e allora Furnari può uscire. Qui cerca la sponda Martorana, l'ultimo tocco è il suo. Sarà rimessa per il San Giorgio Piana, 20 alla fine, più recupero. Pace in avanti. Poi Maltese manda giù Genesio. Punizione. A terra il capitano del Marsala. Battuta lunga intanto dall'altra parte, qui il tacco di Agolli favorisce Di Fatta. Allora l'avanzata da parte di Di Fatta che sbaglia il tocco, rientra Agolli. Lettieri sbaglia la sponda e Di Fatta può riconquistare il pallone. Corso. Sventagliata sulla sinistra per cercare ancora di cavalcare Di Fatta. L'anticipo di Agolli, ancora Di Fatta però sulla palla. Pace. Palla verso l'area, spazza Mazzeo. Poi Gaio, la gioca subito su Duli. Corso. Maltese non riesce a controllarla, allora corre Pedalino, ma Maltese torna su di lui e recupera. Pane Bianco. Sterzata. E lancio ancora verso l'area a cercare Torres, l'anticipo da parte di Genesio, poi spazza Martorana. Lettieri mangiato da Gaio che poi va via in velocità. Gaio. Pace ai 30 metri. Pace decide di scodellare su Acquaviva, il controllo di Acquaviva è sul fondo, mette in mezzo, cross velenoso, uscito però male dal piede del nuovo entrato e palla che si perde sopra la traversa. Qui Furnari con la palla già messa. Tricoli ferma Lettieri. Poi palleggia su Gaio. Acquaviva. Sponda sbagliata. Arriva Genesio. Poi Lettieri che però è troppo solo là davanti. Inevitabilmente il baricentro della squadra si è abbassato. Il nuovo arrivato con la maglia numero 10 sta facendo un po' fatica, forse anche un po' stanco in questo momento, forse servirebbe qualcosa in più. Eccolo Lettieri che si gira, viene bruciato anche da Ciccio Corso. Secondo tempo in apnea per Marcos Lettieri. Torres cerca di far correre Acquaviva, accelera Acquaviva, poi la chiusura da parte di Ribaudo che non serve perché non l'ha toccata nessuno dopo il numero 15 rossonero. E allora dal fondo Furnari. Petrucci. Genesio. Ribaudo allarga su Mazzeo. Martorana la tiene contro Acquaviva che non lo fa girare. Poi Mazzeo per Lettieri. Alto basso fatto bene qui dal Marsala. Poi ripiega e colpisce di testa Pane Bianco sulla Minzi 6.
Tricoli, palla percorso. Torres. Può avanzare Torres, poi passa per vie centrali, ma non c'è nessuno a ricevere. Mangia Racina, poi si complica la vita, alla fine vince il rimpallo, ma sbaglia il tocco. E allora Gaio. Maltese, Pace al limite, palla dentro, Maltese prova a girarsi, Maltese fermato dal solito Petrucci. Calcio d'angolo. Ancora una volta San Giorgio Piana che costruisce bene, poi al momento dell'ultimo tocco manca qualcosa. In questo caso è stato bravissimo però Petrucci ad anticipare ogni bellicosa intenzione di Maltese. Ora occhio al calcio d'angolo. Sulla palla Panebianco e Pace. Vediamo chi va. Si è allontanato Pace, allora va Panebianco col sinistro, che gioca corto però su Pace. Il cross, colpo di testa di Gaio, tutto storto, non è riuscito a indirizzare. Poi fallo di mano di Maltese, punizione Marsala che respira. Tanto è pronto un cambio nel Marsala, si attende un po' per eseguirlo. Qui Gaio vola sulla testa dei lettieri. Maltese, troppo lungo il pallone per lui da parte di Torres, che per usare un eufemismo non sta incidendo sulla partita. Rinvia Furnari, cerca Lettieri, riesce in qualche modo a far sponda. Poi pedalino per Ribaudo, mediana molto giovane adesso per il Marsala. Qui palla persa però da Ribaudo. La spintarella di Petrucci su Maltese, si gioca. Ha preso velocità Panebianco. Panebianco taglia tutto il campo, palla sempre incollata al sinistro. Poi cambia fronte dove c'è Di Fatta. Controllo 1 contro 1, decide invece di scaricare su Pace, che va ancora dall'altra parte. C'è Panebianco, controllo al limite. Panebianco scarica su Acquaviva che propone questo cross, colpo di testa, pallone che rimane lì! E Maltese con la rete del pareggio, sempre Totò Maltese a togliere le castagne dal fuoco al San Giorgio Piana, che a 13 dalla fine riesce a pareggiarla. E ci pensa sempre il numero 11 dopo un'azione magari non pulitissima dal punto di vista della costruzione, ma comunque perfetta nell'esecuzione di Salvatore Maltese, che è andato ad esultare, è andato a richiamare la curva West per avere un po' di incitamento. Ci sono 12 minuti e mezzo più recupero. Il San Giorgio, ricordo, è con l'uomo in più già da qualche minuto per l'espulsione rosso diretto per 5 mani. Tanto è a terra Gaio, è caduto male in un contrasto aereo. Le proteste di Corso e di Pace che volevano un fischio. Tanto c'è il cambio per il Marsala, già da qualche minuto stava aspettando a bordo campo Vincenzo Russo, che prende il posto di Lettieri. Lettieri veramente stremato. Tanto pallone che viene scodellato al San Giorgio Piana, che lo gioca
Tricoli, Corsò, riesce a girarsi, Acquaviva, subito è entrato bene nell'azione del gol con il suo cross, toccato di testa da Torres, corretto in rete, tanto Di Fatta, alza la testa, al limite Di Fatta, va giù, calcio di punizione. Ci ha messo un po' prima di fischiare l'arbitro, sembrava già pronto a fischiare prima, probabilmente ha voluto vedere l'esito dell'azione. Non si è concretizzato nessuna forma di vantaggio allora, piazzato da una posizione molto pericolosa. Entra Giorgio Chinnici al posto di Duli. Tanto è finita a Castelvetrano, 5-0 per la Folgore contro il Partinico Audace, 2-0 per la Don Carlo Misilmeri, e al 92esimo l'Accademia con Bongiorno l'ha avuta vinta contro l'Oratorio. Vittoria pesantissima per l'Accademia nella lotta salvezza. Vediamo questo calcio di punizione. Ha preso la rincorsa proprio Giorgio Chinnici, appena entrato in campo. C'è già stato il fischio dell'arbitro. Parte Chinnici e colpisce il muro in pieno e pallone spazzato via dalla difesa del Marsala, che adesso serra i ranghi. Sisei batte lungo, stacco di testa di Gaio, poi attenzione, Maltese ha controllato, Maltese! Palla fuori di nulla, occasionissima subito per Maltese. Andrà a rinvio Furnari. Ma che palla gol ha avuto, importantissima Maltese. Col diagonale mancino che si è perso di centimetri fuori. Acquaviva. Tricoli. Gaio adesso si è messa a 4 in difesa il San Giorgio, con Chinnici pronto a dare tutto a tutta fascia. 7,5 più recupero alla fine. Punteggio che adesso è quello corretto. La rimessa, Mangiaracina prova a lottare, poi di testa Tricoli, Gaio anticipa anche l'intervento di Sisei. La palla passa, 2 spinte richieste ai giocatori del Marsala, arriva Sisei e lontana, occhio a Maltese dall'altra parte, Maltese col controllo, Fornari. Adesso squadre lunghe, ne può beneficiare lo spettacolo in questo finale. Non arriva sul pallone Accardo, che ha preso il posto di Martorana. Genesio lungo direttamente in fallo laterale. Tricoli che chiama subito in causa Sisei.
Avanza Panebianco. Torres. Acquaviva, Corso. Acquaviva. Panebianco, adesso gioca a centrocampo quasi. Panebianco, lo scambio ancora, Panebianco in area, si defila Panebianco, cerca luce per il tiro, lo trova! Panebianco, la prima gioia in maglia rossonera per il numero 7, ultimo arrivato, che trova questa parabola imprendibile col sinistro, anzi col destro, che è il suo piede meno forte, è il gol del 2-1 per il San Giorgio Piana, che l'ha ribaltata. La gioia del Popolar Brescia, che trova la soddisfazione di questa rimonta con l'uomo in più, con questa gran giocata dal nulla, dal cilindro, da parte di Panebianco. E adesso è sotto nel punteggio la squadra dei Brucculeri, che fino all'espulsione non aveva demeritato, anzi ha fatto una buonissima prestazione. Poi però le energie sono finite, il campo tra l'altro pesante, quindi appesantisce ancora più velocemente le gambe. Sarà rimessa per il San Giorgio Piana, poco meno di 4 minuti allo scadere del 90°. Acquaviva cerca Torres, riesce a tenerla in qualche modo, poi arriva anche Accardo, Corso con la solita lotta, poi il dribbling, ancora Corso, toccato da Accardo, punizione. Tocco c'è stato, abbastanza chiaro ai danni di Ciccio Corso. Chinnici avanza, sventaglia su Acquaviva, cerca ovviamente di sfruttare gli spazi con questo giro palla. Adesso non c'è più la fretta di andare avanti, di andare in profondità. C'è il bisogno di gestire il pallone senza ovviamente esagerare. Tricoli, stacca Maltese, prova a correre di fatta all'inserimento del pallone, allontanato da Mazzeo. Poi Petrucci, dove c'è solo Giorgio Chinnici. Altra palla sventagliata, a vuoto questa volta Mazzeo. E allora Torres non accelera, vuole comunque puntare. Torres! Attraversa tutto lo specchio della porta, il tentativo del Cianci. Tanto cambio con l'uscita di Ribaudo per il Marsala. Ingresso in campo di Trifilo con la maglia numero 6. Battuta lunga, la fa passare Chinnici dove c'è Sisei. Chinnici verso Torres, che la tiene in campo. Ancora Torres, defilato sulla destra, viene fermato da Accardo, poi Genesio, Trifilò, Accardo per Mazzeo, verticale, prova a far correre i compagni, attenzione a questa palla che Trifilò non riesce
A tenere in campo sarà fallo laterale nella sua metà campo, nella sua tre quarti per il San Giorgio Piana. E Tricoli che può andare con le mani. Torres la fa passare, arriva Maltese, fermato, poi Torres può correre in profondità. Torres ha cercato Di Fatta, la palla gli è rimasta sotto e non è riuscito a calciarla bene. Chinnici, Di Fatta con spazio, la sterzata di Di Fatta che non perde il pallone, non perde lucidità, serve Pace. Pace converge, ancora Pace, il servizio per Torres. Torres va a calciare, spreca questa palla. 90° scaduto. 5 minuti di recupero, 4 minuti di recupero. Sono 5, adesso ha il pollice aperto, c'è il dubbio sul pollice del signor Cannata. In ogni caso, 300 secondi alla fine, già qualcuno ne è passato a dire la verità. Sisei. Corso. Torres, fallo di Mazzeo. Chinnici col lancio, c'è Di Fatta che può arrivare, Di Fatta prova una via di mezzo tra un autolancio e un servizio per Maltese, alla fine la meglio Furnari che va a lanciare di testa. Chinnici, Acquaviva, Tricoli fa scorrere per Sisei che batte lontano e direttamente la palla esce adesso. Qui intanto forse un fallo su Mangiaracina. Torres mette la palla in fallo laterale. Qui Gaio con l'anticipo, la palla rimane lì, adesso c'è Golli a fare la punta centrale, pallone che arriva, chiude Pace, poi si lotta, Trifino non la riesce a gestire, Pace calcia lontano, c'è Mazzeo di testa, poi la palla messa giù da Pedalino, Gaio spazza via, e attenzione perché la palla è buona, arriva Furnari in uscita, la prende, ma subisce anche fallo. Allora calcio di punizione. Furnari decide di andare lungo. A vuoto corso, a vuoto tutti, Chinnici di testa, Sisei. 1 minuto e 50 al triplice fischio. Sisei cerca Maltese, spalla a spalla con Genesio, la palla rimbalza dove c'è Di Fatta, colpo di testa, allontana Petrucci, poi Tricoli la rigioca in avanti, in qualche modo il tocco da parte di Accardo che però la apparecchia per Torres e per Acquaviva, corre Acquaviva, inseguito, cerca compagni a cui darla, poi la perde in malo modo. Per l'arbitro basta così, erano effettivamente 4 i minuti di recupero, finisce con la vittoria del San Giorgio Piana che in rimonta con l'uomo in più batte il Marsala per 2-1, torna alla vittoria
La formazione di Filippo Chinnici, ma un plauso ha fatto a un Marsala che per oltre un'ora ha giocato da squadra. Ottima prestazione da parte della squadra dei Brucculeri, che poi ha pagato l'inferiorità numerica per il rosso diretto inflitto a 5 mani e perde per la seconda volta consecutiva, ancora una volta in rimonta, ancora una volta nei minuti finali, come è successo contro l'Athletic Club Palermo in casa 7 giorni fa. Allora, nel ribadire il risultato finale di San Giorgio Piana 2, Marsala 1, dallo stadio di Cauli di Piana degli Albanesi è tutto. Da Francesco Camuca un ringraziamento per averci seguito, un ricordo di seguirci oltre che sul canale YouTube anche sui profili social Facebook, Instagram, X e TikTok, oltre che sul sito www.sportisiri.it. e col saluto del San Giorgio Piana alla curva West e il saluto di Francesco Camuca a chi ha seguito questa diretta. Un ringraziamento e alla prossima.